Venerdì prossimo la Via Crucis con Papa Francesco al Colosseo. A portare la croce durante una delle stazioni, quella dedicata alla guerra, saranno un'infermiera russa ed una ucraina. Sentiamo Ignazio Ingrao. Irina e Albina, una ucraina e l'altra russa, lavorano come infermiere presso il centro di cure palliative del campus biomedico di Roma. Saranno loro, con le loro famiglie, a portare insieme la croce nella 13ª stazione della Via Crucis di Papa Francesco, che torna al Colosseo dopo 2 anni dall'inizio della pandemia. Dove sei, Signore? Dove ti sei nascosto? Perché ci hai abbandonato? Perché hai abbandonato i nostri popoli? Perché hai spaccato in questo modo le nostre famiglie? Si legge nella meditazione scritta a più mani da gruppi di famiglie. Signore, dove sei? Insegnaci a fare la pace, ad essere fratelli e sorelle, a ricostruire ciò che le bombe avrebbero voluto annientare. Credo che nemmeno questa guerra potrà cancellare l'amore che esiste tra i nostri popoli. Non importa che tu sia palestinese, israeliano, ucraino o russo, ma nessun bambino al mondo si deve svegliare con l'esplosione delle bombe. Migranti, famiglie adottive, coppie con figli disabili, nonni, saranno le altre famiglie che porteranno la croce al Colosseo. Torniamo ora in Francia perché in vista del ballottaggio del 24 aprile si ridefinisce la campagna elettorale.